Barone contro FMC Calcio. Buonasera amici di fan, siete collegati con il campo del Garbaglia, da dove sta per iniziare la seconda giornata della Serie A2 Lega Calcio 8. In zona offensiva per la squadra della Barone, il cross dentro di sinistro, tutto dall'altra parte, la finta a rientrare, il tiro, gol! E il vantaggio del Barone al 7° minuto di gioco. Ospiti in vantaggio. Sta in area, controllare che tutto è a posto, va direttamente in porta, poi smanaccia con due mani il portiere Di Giulio. E calcio d'angolo, Campoli si gira, buono Campoli, una sorta di elastico il suo controllo di palla, ancora Campoli, la finta, l'arbitro lascia correre, c'è il gol, c'è il pareggio della squadra dell'FMC Calcio. Sembrava aver subito un leggero tocco, quindi un fallo il giocatore che ha realizzato, l'arbitro l'ha lasciato proseguire e ha messo dentro Campoli 1-1. Sul suo compagno Dionisi il giocatore Cozzolino ha perso palla, riparte la Barone, buono l'allargo a sinistra, ancora direttamente in porta il tiro, respinto dal portiere, un po' alzata in quanto ad intensità, ancora Cozzolino dentro, ha provato un taglio, non riuscito, poi l'azione è pericolosa adesso a sinistra, una serie di controlli, buonissimo l'intervento qui del portiere. Fortunoso qui, vince un rimpallo, ne vince 2 e si trova davanti al portiere che però interviene benissimo. Dentro controlla il giocatore, poi con il tacco serve a sinistra, l'attaccante stavolta segna. C'è il nuovo vantaggio della squadra ospite del Barone. FMC Calcio 1906 1, Barone 1. Il pericolo, già battuto il calcio d'angolo, Campoli da dietro, tiro potentissimo e bellissimo sulla traversa, ancora attenzione, azione che continua in area di rigore e poi alla fine in qualche modo la squadra buona questa apertura a sinistra, il tiro, respinge il portiere, ancora la spinta sul susseguente tiro, palo ha salvato la squadra della Barone. Adesso ancora Campoli, il tiro in porta e si interviene il portiere distendendosi alla sua destra, addirittura dal portiere. Cozzolino col petto, pallone che gli è rimpallato addosso, poi ancora Cozzolino dentro e ancora un ottimo intervento da parte del portiere. Con le mani dentro, non ci arriva Cozzolino che ha staccato di testa, ci arriva però Campoli che si gira, appoggia, si gira il numero 9, va direttamente in porta e per poco, pallone che fa la barba al palo. L'arco di gara dotato di un ottimo tiro, abbastanza potente, e infatti è proprio Campoli, lunga rincorsa, tiro rimpallato, rete! Il gol del pareggio proprio di Campoli su calcio di punizione, allo scadere, ha fischiato adesso infatti la fine anche dell'incontro il direttore di gara. Qui al Garbaglia finisce 2-2 tra FMC Calcio 1926 e Barone Team.